Ciao ragazzi, bentornati in questo nuovo video, sono Kai. Ragazzi, oggi sono tornato con la Road to Primi in Italia. Allora ragazzi, come potete vedere, sono arrivato a 4600 coppe. Mamma mia, mi ricordo ancora quando 4600 coppe era il record mondiale. Ragazzi, inoltre, come potete vedere, hanno finito la stagione di luglio e come possiamo vedere qua ci sono i migliori giocatori del mese di luglio. Ma a parte questi giocatori molto scarsi, andiamo a vedere il mitico Kai dove si è piazzato in classifica italiana. Ragazzi, sono 27esimo in tutta Italia. Ma sapete cosa significa 27esimo in tutta Italia? Significa che in Italia attualmente ci sono solamente 26 giocatori che stanno nertando più di me. So che siete molto ansiosi di vedere subito qua che il replay è un attacco in live. Ragazzi, come potete vedere ho lo scudo e ho bisogno di una pausa e ogni volta che devo fare una ricerca ci metto dalle 40 minimo al 60 minuti di ricerca per un solo villaggio. Perciò vi faccio vedere qualche replay. Molti mi chiedono: ma Kai, è possibile vincere difese a Titano 2 sopra le 3100, 3200, quello che volete? Ragazzi, io sono riuscito a vincere una difesa sopra le 3600 coppe. Ok, andiamo a vedere questa difesa qua che è stata fatta dal giocatore Ark del clan Dark Chaos. Allora ragazzi, dovete sapere che i villaggi quadrati ormai sono da una prassi, cioè tutti sanno come attaccare questi villaggi qua. Purtroppo per mia fortuna questo giocatore qua non ha tenuto conto che in difesa non mi sono portato il solito mastino, che ormai serve veramente poco, dato che il suo unico compito è quello di distrarre ma non quello di danneggiare. Allora io furbo, mi sono messo un drago e delle mongolfiere. Ora vedrete il devasto che hanno fatto queste mongolfiere e questo drago qua. Innanzitutto il giocatore ha messo due salto, una qua e una la metterà qua. Ecco, furbacchione qua. E vorrà fare dritto penetration verso il mio town hall. Per fortuna ragazzi avevo l'inferno singola e con quella inferno singola mi sono salvato veramente sedilino. Come potete vedere qua, anche se mi mette la sua pozione maledettissima veleno, non fa quasi niente nel mio drago né nella mia mongolfiere. E guardate qua, il P.E.K.K.A. muore, è morto il P.E.K.K.A. E guardate qua ragazzi, cioè voi non l'avete visto, però prima l'inferno singola ha distrutto tantissimo il P.E.K.K.A. qua che è morto poco fa. Ok ragazzi, io gli ho distrutto il golem che era qua a sinistra e dato che il golem non ha distrutto questa torretta della cera qua, sta dando molto fastidio alla sua regina e la sua regina andrà a farsi un bellissimo giretto e non mi prenderà il town hall. E vediamo da quest'altro lato che aveva ancora i golemini che ormai sono morti. Allora, è messo veramente malissimo. 41%, cosa fare? Puntare tutto per il 50% e infatti dopo metterà qualche acerino qua. Nella speranza di fottermi la torretta dello stregone, cosa quasi impossibile. Perché, cioè, finché il coso qua era vivo forse poteva distruggerlo, ma appena si è liberato del golem, più 10 coppe. Perciò andremo a ringraziare il giocatore Arch Dark del clan Chaos. Ragazzi, per quelli che mi stanno già chiedendo: ma Kai, ti sei fatto un clan tuo e non l'hai detto ai tuoi iscritti? Ragazzi, come potete leggere dalla descrizione, che questo clan qua mi serviva per autodonarmi dal secondo account al primo account, perché in diversi clan, diciamo alle 3 alle 4 di mattina, la gente forse dorme. Perciò mi sono creato un altro clan per autodonarmi, che non mi serve solamente per autodonarmi ma anche per mettere i replay più belli. Allora, quale volete vedere? Allora, vediamo. Ragazzi, vi faccio vedere un più 26 coppe. Diciamo che fare 26 coppe è veramente molto difficile. Avevo fatto anche un 100% che purtroppo non si è salvato. Allora, vediamo che questa difesa qua è molto difficile ragazzi, perché i muri sono messi in modo tale che i spaccamuro non distruggano la zona di incrocio, ma solamente la parte laterale. Se non distruggevo questa zona di incrocio, i golem non entravano. Se i golem non entravano, non c'era nessuno che faceva da tank e i maghetti morivano subito. L'unico mio errore è stato praticamente dove posizionare l'assalto, perché aveva una bomba gigante qua e una qua. Però per mia fortuna sono stato molto fortunato e c'è lo spaccamuro che gliel'ha attivata e diritti verso town hall. Purtroppo il nostro amico aveva l'inferno singola e mi stava, mio Dio, uccidendo il re barbaro. Cioè praticamente l'ho messo l'ultimo secondo e ho attivato l'abilità. Come potete vedere il mastino non fa niente di danno, dà solamente fastidio.
Ragazzi, state molto attenti quando il mastino è ancora dentro al villaggio e non l'avete distrutto, perché darà un fastidio boia. E come potete vedere qua, la mia regina si è distratta e è andata contro la sua regina al 40. Mi sono cagato addosso in quel momento, perché se la sua regina aveva la vita piena ero fottuto, non prendevo neanche Town Hall. Come possiamo vedere in questo caso abbiamo fatto ben il 52% e mi sono salvato in una maniera assurda. Ma dopo vi immaginate tipo 325.000 di oro più il bonus da 240.000? Noi a Titano 2 facciamo quasi sempre mezzo milione d'attacco. Purtroppo non è una lega da farming, in quanto bisogna essere stra attivi per arrivare a queste coppe qua e soprattutto rimanerci. Ragazzi, un'altra cosa, volevo dirvi che sto portando questo video qua grazie alla mia nerdaggine, perché ho fatto 3 o 4 sessioni di seguito, perciò ci avviciniamo verso le 20 ore di nerding. Vi spiegherò il motivo in un altro vlog. Ragazzi, come potete vedere, le difese diciamo che le perdo tutte e ogni tanto ne vinco una di rado, perché sopra le 4600 è veramente un bordello assurdo. E in attacco faccio più 15, beh sto qua è stato strasculato e ho avuto tanta fortuna. E come potete vedere gli altri attacchi sono più 3, più 18, vabbè questa è un'eccezione, più 1, vabbè un'altra eccezione, più 26, più 1. Insomma, salire di coppe diventa sempre più difficile. Ragazzi, comunque volevo dirvi un'altra cosa, attualmente 4647 coppe è il record del youtuber su YouTube Italia. In poche parole sono lo youtuber che attualmente detiene il record di coppe più alto su YouTube Italia. Ora volete vedere una mia difesa persa? Ok, lo so che volete vedermi che mi sfondano. Replay. Ragazzi, prima di andarvi a farvi vedere una mia difesa persa, volevo dirvi che i Quantum's Web mi odiano. Guarda, mi hanno attaccato 2 volte di seguito. Naturalmente sono giocatori diversi. Prima o poi li farò vendetta, li stoccherò giorno e notte. Ok, ora vi faccio vedere la mia difesa strapersa contro il giocatore Steer. Allora, vediamo che praticamente lui è stato molto furbo, dato che non mi ha attaccato da destra, dato che da destra avevo tutte le bombe giganti. Allora ha attaccato da sinistra e ha fatto un'ottima penetration. Naturalmente io mi sono portato le mie mongolfiere e il mio drago. Purtroppo in questo caso non mi è servito veramente tantissimo, perché i suoi maghetti me li ha distrutti praticamente subito. E per il resto questo giocatore ha giocato molto bene e ha distrutto praticamente le difese laterali ed è riuscito a entrarmi nel villaggio. Gela da Dio, cioè l'ha gelato e non so dove non c'hanno l'inferno. Purtroppo la sua regina al 40 mi ha preso il Town Hall. E guardate qua, avevo ancora il P.E.K.K.A in vita. Naturalmente il P.E.K.K.A fanno il giro e stavolta è stato fortunato perché è riuscito a farmi in modo easy 50%. Ragazzi, perdere 14 coppe in difesa sono un'ora e mezza di gioco. Ok ragazzi, questo era il video di oggi, spero che vi sia piaciuto. Come al solito lasciate un like e un commento. Vi dico che ci sarà un altro Road to Primi in Italia. Non so quando uscirà, non so come lo monterò, perché in questo momento è veramente un bordello la mia vita. Vabbè, ma sono dettagli, noi ci vediamo al prossimo video.